Resta ancora senza nome l'uomo dall'apparente età di 30 anni che nella serata di mercoledì è stato travolto e ucciso da un treno sulla linea Gallarate-Milano sul territorio del comune di Legnano. Erano circa le 22:30 quando nell'affrontare la curva che porta verso l'ingresso della stazione di Legnano, il macchinista del treno regionale diretto a Milano Centrale si è trovato davanti un uomo che camminava in mezzo ai binari. Il macchinista non ha fatto in tempo a frenare, l'impatto è stato inevitabile e l'uomo è morto sul colpo. Immediati soccorsi, ma le squadre del 118 non hanno potuto fare altro che constatare che per la vittima non c'era più nulla da fare. La tratta ferroviaria è stata interrotta per ore in entrambi i sensi di marcia. Fortunatamente, vista l'ora, i disagi sono stati tutto sommato contenuti. Negli abiti dell'uomo non sono stati ritrovati documenti, questo sta contribuendo a rendere complicate le indagini per la sua identificazione e quindi per la ricostruzione dei dettagli della tragedia.